Grande serata quella che si è tenuta lunedì sera presso la sede Fondazione Friuli, organizzata dall'associazione Che Spettacolo del presidente Massimo Piubello. Durante la serata è stata presentata l'iniziativa Show and Love con un parterre di ospiti e partner di grande rilievo, una vetrina questa in cui si sono rivissuti i migliori momenti del 2024 con orgoglio ed emozione e in cui sono stati presentati gli eventi che saranno protagonisti in questo 2025. Tra i più importanti ne vanno segnalati due, il primo con principale sostenitore proprio la Fondazione Friuli chiamato Anziani in Movimento, che punta a sensibilizzare la popolazione anziana sui benefici dell'attività motoria. Esiste anche una raccolta fondi alla quale si può aderire versando una quota sulla pagina ideaginger.it, dove troverete tutti gli ulteriori dettagli. Il secondo evento parla invece il linguaggio dello sport, con la possibilità di assistere alle partite di basket delle squadre friulane di Serie A impegnate nella prossima pre-season. Guarda, ne ho talmente tanti da ringraziare, ma direi che ringraziando il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ecco che ringrazio tutti, perché essere in questa sede, in questa serata per noi veramente è motivo di grande orgoglio. E a proposito di basket, è arrivato anche un videomessaggio importante da parte di Ettore Messina, attuale allenatore dell'Olimpia Milano. Avrò l'opportunità, grazie a questa iniziativa di Massimo, ogni tanto di rompervi le scatole con qualche time out in cui provo anch'io a dare qualche idea, più che qualche suggerimento. I suggerimenti magari si subiscono, invece le idee magari ti spingono a riflettere un pochino e a vedere se sei d'accordo oppure no, oppure in ogni caso a prendere una strada precisa da solo. Finisco salutando tutti gli appassionati del Friuli Venezia Giulia, una regione che mi è cara, in cui ho tanti amici e tanti ricordi. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo.